I numeri degli sbarchi in Italia sono aumentati del 30% ad aprile e maggio e l'estate non farà differenze. A Venezia è iniziata la 2 giorni con i ministri dell'interno dei paesi del Mediterraneo, proprio per chiedere all'Europa di estendere ai flussi del Mediterraneo il patto di solidarietà applicato ai profughi ucraini. Questo perché siamo di fronte a una crisi alimentare dovuta innanzitutto dal blocco dei traffici di grano dal Mar Nero e dall'altro da una crisi economica dovuta alla pandemia e appunto dalla stessa guerra in Ucraina. Quindi serve che l'Europa riscopra quello spirito solidale che ha messo in campo durante la pandemia, che all'Italia ad esempio ha consentito di finanziare il PNRR, che porterà nel nostro paese investimenti, gran parte a fondo perduto, per oltre 200 miliardi. Ecco, questa deve essere l'Europa. I nuovi flussi migratori comprenderanno sempre più persone e questo coinvolgerà anche il veneziano. Siamo interessati da una crisi nel campo soprattutto del turismo, ma in generale in tutte le imprese, che non si trovano lavoratori stagionali. Solo la Coldiretti chiede in Italia 100.000 stagionali per far fronte ai raccolti che si affrontano nei mesi estivi. Ecco, io credo che di fronte a questo non bisogna far polemica, fare demagogia, ma bisogna applicare anzitutto il buonsenso, ovvero sono le imprese che chiedono nuovi lavoratori. Una Venezia che nonostante i passi fatti ha ancora troppi problemi da risolvere. Per questo Pellicani si è fatto promotore di una commissione parlamentare ad hoc che durerà 6 mesi circa. Per mettere un po' a fuoco e soprattutto sensibilizzare il Parlamento, quindi le istituzioni nazionali, sui problemi della città, che non è una cittadina qualunque. Venezia è una città internazionale e quindi è nell'interesse del Paese che i problemi di Venezia vengano affrontati e soprattutto risolti. L'obiettivo è quello di costruire una proposta di legge di aggiornamento della legge speciale per Venezia, che compie 50 anni proprio nel 2023, perché sia più attuale e aderente alle nuove esigenze della città, sapendo, con la consapevolezza, che la legge speciale resta il fondamento, la base per tutti gli interventi fondamentali che vengono fatti nella città di Venezia. Ecco, Venezia, come ha sottolineato giustamente, a mio modo di vedere, il prefetto martedì scorso in commissione, è una città di fatto commissariata. La parola deve tornare ai veneziani.